stamane il processo d'appello per il Mose. Gli imputati, tra i quali Orsoni e Piva, hanno impugnato la sentenza di primo grado per ottenere l'assoluzione nel merito e non per prescrizione. Nei giorni delle polemiche sugli striscioni anti-Salvini fatti rimuovere, anche a Verona l'ultimo piano di un palazzo, la scritta contro il leader del Carroccio in arrivo in città. Intanto Salvini ieri sera era a Bassano del Grappa, tra i temi trattati l'autonomia, avvertimento agli alleati pentastellati, rispettare la parola data. Attacco sospetto in piazzale Santa Maria Elisabetta, Lido di Venezia, scatta l'allerta e l'intervento degli artificieri era un falso allarme. Straordinaria scoperta all'archivio di Stato di Treviso, una stagista trova un documento del 1300 riguardante il grande esploratore. Alberi abbattuti per ragioni di sicurezza dopo le proteste per il taglio di alberi anche secolari sulle sponde del Sile a Treviso, oggi risponde l'Ente Parco. Per 15 ristoratori padovani un corso di 3 giorni per diventare anche attori e gestire i locali, ricorrendo ai segreti del mondo dello spettacolo e servire i clienti recitando. Telespettatori di Antenna 3, buongiorno, bentrovati, la prima edizione del nostro telegiornale. Dunque, subito a Venezia, in collegamento telefonico con il nostro Filippo Fois, che sta seguendo l'apertura del processo d'appello Mose. Allora, Filippo, com'è la situazione? Sì. Buongiorno Nicola, buongiorno ai nostri telespettatori. Dunque il processo è iniziato un po' in ritardo, attorno alle 10:40. È un processo che riguarda 6 degli 8 imputati che hanno scelto il rito ordinario per il Mose. L'eurodeputata Amalia Sartori e l'architetto Danilo Turazzo sono stati assolti in primo grado e non è stato presentato alcun ricorso. Chi sono gli altri 6 imputati? C'è Giorgio Orsoni, che era stato accusato di finanziamento illecito. In primo grado era stato assolto per i cosiddetti finanziamenti in bianco e mentre era stato riconosciuto un finanziamento in nero di 200.000 euro per la sua campagna elettorale, che però era andato in prescrizione. Come avete già annunciato voi, gli avvocati di Orsoni chiedono invece che venga assolto. Poi c'è Maria Giovanna Piva, che è l'unica imputata presente in aula, tra l'altro l'ex presidente del magistrato alle acque. L'accusa è di corruzione, anche qui però era stata erano state prescritte le tangenti che avrebbe ricevuto dall'ex presidente del consorzio Venezia Nuova Mazzacurati. Poi ci sono 2 imprenditori, Erasmo 5, condannati in primo grado a 4 anni di reclusione alla confisca di 19 milioni, e Nicola Falconi, anche lui per corruzione, 2 anni e 2 mesi. E poi un caso piuttosto più unico che raro in giurisprudenza è quello dell'ex ministro Altero Matteoli, che era stato condannato a 4 anni per corruzione. L'ex ministro, come sapete, è deceduto, ma i suoi avvocati continuano comunque la battaglia giudiziaria perché venga assolto. Infine il sesto imputato è l'avvocato Corrado Crialese, che era stato condannato per milantato credito a 1 anno e 10 mesi di reclusione. Il processo dovrebbe essere molto più rapido, estremamente più rapido rispetto a quello di primo grado. C'è chi dice che si potrebbe arrivare a sentenza addirittura questa sera, anche se da quello che abbiamo visto dalle prime battute non crediamo sia possibile. C'è da ricordare poi che sono presenti anche tutti gli avvocati di parte civile, quindi si va dal Consiglio dei Ministri al Ministero delle Infrastrutture, al Comune di Venezia, che aveva ottenuto 1 milione di euro di risarcimento in primo grado, quindi la Regione, che ne aveva ottenuti 400.000, la Città Metropolitana di Venezia e il Consorzio Venezia Nuova. Con questo per ora da Venezia è tutto, vi restituiamo la linea. Grazie a Filippo Fois per la tua dettagliata descrizione di quanto accaduto fino ad ora. Ancora la cronaca giudiziaria, ma stavolta l'inchiesta aperta a Padova sulla gestione dei migranti, perché si aprirà il prossimo 18 giugno con l'udienza preliminare di processo agli ex vertici della prefettura di Padova e della cooperativa Edeco Officina. Sono 8 le persone rinviate a giudizio. Rivelazione del segreto d'ufficio, corruzione, turbativa d'asta e falso. Chiusa l'inchiesta sullo scandalo migranti, queste le accuse emerse. Ne dovranno rispondere 8 persone. Per loro la procura di Padova, PM Sergio Dini, ha chiesto il rinvio a giudizio.
In tribunale compariranno ex vertici della prefettura di Padova, 3 funzionari, tra cui 2 viceprefetti, Pasquale Versa e Alessandro Sallusto, con loro Tiziana Quintario, funzionaria prefettizia. Rinvio a giudizio anche per i responsabili della cooperativa Ecofficine ed Eco, Simone Borile, la moglie di quest'ultimo, Sara Felpati, l'ex presidente Gaetano Battocchio. Ci saranno poi un ex dipendente della cooperativa e una consulente del lavoro. L'indagine, avviata dal PM Federica Baccaglini, ha portato alla luce la mala gestione dei centri di accoglienza che sarebbero stati affidati alla cooperativa pressoché in regime di monopolio. Faldoni con pagine e pagine fatti di presunte soffiate sull'arrivo di migranti, sui controlli, centri hub dall'ex caserma Prandina a Padova alla base di San Siro di Bagnoli, fino a Cona, nel veneziano, attrezzati in modo inadeguato, dove uomini e donne vivevano in condizioni precarie e con personale ridotto all'osso. Appuntamento in aula il prossimo 18 giugno, data in cui è stata fissata l'udienza preliminare. Parliamo adesso di politica, partendo però da uno striscione. In questi giorni ci sono le polemiche per gli striscioni fatti rimuovere nei confronti, striscioni contrari alla presenza di Salvini nelle varie città dove si sta spostando il vice premier. Questo è quello che è apparso su un palazzo a Verona stamattina, prima gli esseri umani e poi i 49 milioni, un palazzo dell'ultimo piano di Verona a pochi metri dai Giardini Giusti, dove è arrivato poco fa il ministro appunto dell'interno Salvini per l'inaugurazione della sede della Cassa Depositi e Prestiti. Lo striscione, accompagnato da una scritta No TAV, è stato filmato dalla Digos, vedremo se sarà anche poi rimosso come è accaduto nei giorni scorsi, creando non poche polemiche. Intanto Salvini oggi è a Verona, in queste ore, in questo momento è a Verona per l'inaugurazione, dicevamo, della sede della Cassa Depositi e Prestiti. Ieri sera invece era a Bassano del Grappa, un bagno di folla e tanti temi trattati, in primis ovviamente l'autonomia. Autonomia pedemontana e TAV. 3 temi fondamentali per il Veneto in questo momento storico, 3 ceffoni a mano aperta che il ministro dell'interno Matteo Salvini rifila agli alleati di governo dal palco di Bassano del Grappa. Il vice premier, assieme a Luca Zaia e ai big regionali del Carroccio, ha lanciato la volata ai candidati leghisti alle imminenti amministrative ed è stato chiarissimo sugli argomenti più scottanti delle ultime settimane. Primo su tutti, quello dell'autonomia. La parola data è sacra, la Lega è pronta, ma è pronta da settimane, il progetto è pronto e non fa bene solo al Veneto e alla Lombardia, ma sono tante altre regioni d'Italia, nord, centro e sud, che chiedono efficienza, trasparenza, autonomia, velocità. I 5 Stelle stanno tirando in lungo, vengano a spiegare ai veneti se hanno cambiato idea. Io non ho cambiato idea, ho mantenuto la mia parola su altri provvedimenti di legge, sulle tasse, sull'immigrazione e sull'autonomia non si scherza e non si accettano perdite di tempo. La sensazione a conti fatti è che si sia arrivati al momento della resa dei conti sul percorso autonomista, a 1 anno e mezzo da un referendum i cui risultati sono fin troppo chiari. Altro tema da bollino rosso è quello della pedemontana, fonte di infinite baruffe fra Lega e Pentastellati. È un modello di buona gestione pubblico-privato, di tempi, di efficienza, a dimostrazione del fatto che a volte le scelte locali e il coinvolgimento dei privati rendono più veloci e meno costose le opere pubbliche. A livello statale mi auguro, e anche su questo, che non ci siano rallentamenti, la Brescia, Verona, Vicenza, Padova, che vada avanti, perché abbiamo bisogno sì di strade ma anche di ferrovie. È pronta, ci sono i soldi, quindi non capisco perché qualcuno stia rallentando. E non poteva mancare la TAV, vero e proprio riassunto delle differenze di vedute tra i fronti dell'alleanza giallo-verde. Ma qui Salvini piazza un avvertimento: troppi no rischiano di far saltare il banco. Assolutamente, l'Italia ha bisogno di viaggiare, lavorare, esportare, inquinare di meno e spendere di meno. Poi no, io sono contento di quello che abbiamo fatto sulla legittima difesa, sulla flat tax, sulla pace fiscale con Equitalia, sulla legge Fornero, sull'immigrazione. L'abbiamo fatto perché tutti hanno mantenuto la parola data. Vedo in queste settimane i 5 Stelle vanno un po' a braccetto con la sinistra nel nome dei no. No all'autonomia, no alla flat tax, no ai porti chiusi, no qua, no là, no alla TAV, no alla velocità, no all'energia, no al gas. Non si può andare avanti solo con i no, ragazzi.
Intanto proprio contro Matteo Salvini si scaglia la candidata Dem all'Europea Alessandra Moretti, che preannuncia proprio una denuncia, querela contro Salvini ma anche contro Giorgia Meloni. Il tema è quello delle fake news. Fake news piene di bugie, piene di balle, costruite ad hoc per gettare discredito e fango nei confronti degli avversari politici. Non usa giri di parole per esprimere dissenso per l'attacco web di cui è vittima Alessandra Moretti, consigliera regionale veneta del PD e candidata Dem alle europee nella circoscrizione nord-est. Nei giorni in cui Facebook ha chiuso 23 pagine di notizie false italiane, la metà delle quali diffondeva contenuti a sostegno di Lega e Movimento 5 Stelle, spiega la Moretti, bisogna fermare questo manganello virtuale di cui sono stata vittima con la bufala delle tendine nei cimiteri per oscurare i simboli cattolici. Un video estrapolato ad arte rilanciato sui social. Sì, ho deciso di querelare Matteo Salvini, ho deciso di querelare Giorgia Meloni perché hanno costruito una bufala a mio danno circa appunto questa idea assurda sulle croci, sulle tendine nei cimiteri, e quindi io ho deciso appunto, siccome è stato provato che trattasi di una bufala, di una bugia, di denunciare chi ha speso addirittura 10.000 euro, pare, come Matteo Salvini, per divulgarle in rete. Notizie false e insulti è un modo di fare politica indegno di un paese civile, pericoloso per la democrazia. È bene che l'Europa si attivi per limitare, per bloccare, per sanzionare penalmente chi produce delle informazioni false e scatena l'odio sui social. La prima cosa che farò in Europa, se sarò eletta in Parlamento, è una legge sull'odio in rete, l'hate speech. Assolutamente sì, sarà un obiettivo, e chiedo a Matteo Salvini se è vero che lui ha speso parte dei 49 milioni che la Lega ha sottratto ai cittadini italiani per costruire questa piattaforma denominata Le Bestie, che costruisce appunto balle, bugie, bufale che vengono gettate addosso agli avversari politici. Vorrei che Salvini mi rispondesse. Riduzione del costo del lavoro, stop alla disparità di stipendio fra uomini e donne e tutela del Made in Italy sono solo alcuni capisaldi della Moretti. È necessario diminuire la pressione fiscale in Italia, è necessaria una pressione fiscale uguale per tutti. In Italia la gente guadagna troppo poco rispetto all'Europa. Allora, se noi diminuiamo il costo del lavoro, riusciremo anche a mettere nelle tasche degli italiani più soldi. Torniamo a parlare dell'autonomia, un tema che non fa solo litigare Lega e 5 Stelle, ma anche Forza Italia e Lega. Guardate ieri sera a Ring, da una parte l'onorevole Sandra Savino, candidata di Forza Italia alle europee, e dall'altra Gian Antonio D'Alè, candidato della Lega. Sentite. È tutto pronto, è tutto nel cassetto. La ministra ha detto che c'è tutto fatto, è tutto fatto. Ma è un problema vostro, mica dei veneti. Non è mica dei veneti sto problema qua, ecco. Noi lo vogliamo. È il problema della... Noi lo vogliamo. Allora prima del 26. Noi lo vogliamo, ma perché prima del 26? Prima del 26. Nel Consiglio dei Ministri ci sono la matematica prima del 26. Se non ci sono i numeri non lo vogliono portare? Allora, perché non lo vogliono portare? E perché dopo il 26 lo vogliono portare? Se non lo portano andiamo a casa. Sì, ma beata allora. Ma beata allora. Lo so che mi fa piacere. Allora beata allora, ho vinto le elezioni, sono in opposizione. Quando eravate voi, l'autonomia non ce l'avete mai data ed eravamo con il governo Berlusconi e neanche il federalismo. Quindi state zitti. Non dovete parlare. No, guardi, innanzitutto lei non si permette di dire che Forza Italia non parla, perché sennò mi prendo e vado via. Perché io alla Lega, io alla Lega ho sempre dato, guardi, le ricorderò solo questo. Io vengo da una formazione politica che si chiama Lista per Trieste, che ha prestato il simbolo al signor Umberto Bossi la prima volta per candidare alla Lega Nord. Quindi a me la Lega non mi deve dare lezioni. Punto numero 1. Punto numero 2. Siete stati al governo con noi per una vita, e le responsabilità sono di Berlusconi e di Bossi. Cosa ci avete dato? Perché non lo chiede a Bossi? No, perché non lo chiede a Bossi? Io ho un partito... L'autonomia, la devoluzione l'avete portata. Un'altra candidata alle elezioni europee, Carla Condurso del Popolo della Famiglia, a 20 e 10 invece tra i tanti temi anche si è soffermata sull'arrivo del Gay Pride nella sua città, nella sua Treviso, il 29 giugno. Sentite come la pensa.
È un problema dal punto di vista politico, perché ci aspettavamo che questo sindaco si smarcasse dalla precedente amministrazione, lo aveva anche accennato, lo aveva fatto capire, per cui eravamo convinti. Adesso dai giornali pare che la legittimazione possa venire direttamente da lui, dal comune, dalla sua giunta? Senza patrocinio, ma dice non... Chi dice senza? Ancora non è certo, e su questo punto infatti noi ci siamo sbilanciati, abbiamo scritto al sindaco, abbiamo fatto un comunicato stampa, aspettiamo la sua risposta. Ovviamente noi siamo contrari, non abbiamo nulla in contrario alle persone che hanno un orientamento sessuale o un altro orientamento, non è quello, anche in questo tema. Non è l'orientamento sessuale il punto sul quale noi ci fondiamo, non è questo, ma la trasmissione di una certa immagine nel centro cittadino a fronte di minori, a fronte di famiglie, non ci pare la cosa migliore da tutelare, da affrontare come amministrazione comunale. Ci sono tanti altri problemi di cui occuparsi. Perché occuparsi di questo? Perché non dare un segnale forte? Perché non dare una soggettività politica un po' più, possiamo dirlo visto che siamo in campagna elettorale, un po' più aggressiva, un po' più determinata? Bisogna per forza essere quasi come quelli di prima? Se mi è consentito un termine, mi è venuto proprio leggendo i giornali, leggendo questa storia, mi pare che siamo una società liquida e una politica altrettanto liquida, cioè che non si distingue. Pochi istanti di pubblicità, poi di nuovo la cronaca da Venezia. 7. In diretta la prima edizione del nostro telegiornale a Venezia, meglio al Lido di Venezia, con gli attimi di panico vissuti ieri sera per un allarme bomba. Ci racconta tutto Ilaria Marchiori al telefono. Ilaria. Buongiorno dal Lido di Venezia. Ieri nel tardo pomeriggio ci sono stati attimi di scompiglio per un allarme bomba in piazzale Santa Maria Elisabetta. In realtà poi alla fine si è scoperto che si trattava solamente di un bagaglio che era stato dimenticato, ma comunque prima di scoprirlo sono scattate tutte le procedure di sicurezza. Si sono mobilitate Guardia di Finanza, Polizia Municipale, Carabinieri, Polizia di Stato e Vigili del Fuoco. A segnalare il pacco sospetto è stato un passante e quindi dal centro storico poi si sono mobilitati gli artificieri. I disagi maggiori sono stati per il traffico perché si trattava di un'ora di punta, è successo infatti poco dopo le 18. Il piazzale è stato chiuso al transito sia nella parte nord che in quella sud e sono stati deviati tutti gli autobus che dovevano passare per piazzale Santa Maria Elisabetta in un'ora solitamente molto frequentata per il rientro dal lavoro. Anche chi era a piedi però è stato invitato a non avvicinarsi al pacco sospetto. L'area delimitata dal nastro è stata completamente isolata. Il bagaglio a quel punto è stato fatto brillare dagli artificieri dopo oltre un'ora di preparativi e poi appunto si è scoperto che si trattava di una borsa dimenticata. In ogni caso è stato un test utile per verificare come il sistema di sicurezza in caso di reale emergenza sia in grado di funzionare per il meglio. Dal Lido è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie Ilaria Marchiori, adesso a Treviso, ma lasciamo la cronaca e parliamo di un'importante scoperta all'Archivio di Stato. Carta di sicurtà di Marco Polo di Nicolò, datata 1320, ed il Marco Polo citato pare essere proprio l'esploratore veneziano tra i più celebri viaggiatori di tutti i tempi. È una scoperta straordinaria quella effettuata nelle scorse settimane da una studentessa di Ca' Foscari impegnata in uno stage all'Archivio di Stato di Treviso. Durante il lavoro di digitalizzazione del registro manoscritto redatto dall'abate Luigi Bailo tra fine 800 e primi 900, la giovane si è imbattuta in questo documento, una pergamena redatta il 16 novembre del 1320 dal notaio Spinelli su richiesta appunto di Marco Polo, un documento commerciale che attesta davanti al notaio la quietanza di un prestito contratto da Pietro da Canal nei confronti della famiglia dell'esploratore veneziano. Ancora da Treviso parliamo di alberi abbattuti, anche alberi secolari sulle sponde del Sile. Qualche giorno fa abbiamo raccontato la rabbia di chi aveva assistito a questo taglio. È arrivata poi in queste ore la replica dell'ente Parco Sile.
Per l'intero pomeriggio i telefoni della redazione di Antenna 3 sabato scorso non hanno smesso di squillare. Tanti residenti e trevigiani in passeggiata a Sant'Angelo, in pieno Parco del Sile, che ci chiamavano indignati per gli abbattimenti di alcune piante all'apparenza in buona salute. A rispondere sulle motivazioni che hanno spinto a tagliare gli alberi è il commissario straordinario del Parco Sile. Perché il parco ha ricevuto delle segnalazioni che 2 piante erano molto inclinate e per cui abbiamo fatto un primo intervento di sopralluogo e ci siamo resi conto che una pianta era veramente fuori asse, ce n'è una seconda altrettanto fuori asse con le radici scoperte e una in piedi ma sembra secca, per cui per salvaguardare l'incolumità della gente che passa in quella località si è deciso di fare il taglio pure a malincuore, perché noi non tagliamo gli alberi volentieri. Col progetto Silife questo parco ne ha appena piantati quasi 6.000, non è che siamo per il taglio. Certo, quando gli alberi creano un pericolo per le persone è evidente che dobbiamo intervenire. Tra le piante da tagliare vi era un altro albero, poi risparmiato a causa delle proteste. La cittadinanza chiede ora se verrà risparmiato. Adesso abbiamo transennato con il comune e con i vigili l'area. Adesso manderemo un laureato in scienze forestali iscritto all'ordine degli agronomi per fare una verifica puntuale, ma non sarà l'unica. L'idea è in collaborazione con i comuni di raccogliere le segnalazioni di queste situazioni e di fare un monitoraggio. Dopo il monitoraggio verranno prese le giuste considerazioni. Valuteremo gli interventi da fare, non necessariamente gli alberi sono da tagliare, magari basterà in alcuni casi alleggerire le chiome. Diventare da ristoratori a ristoratori, e non è solo un gioco di parole, guardate. Anche chi serve in sala deve, a mio avviso, ricordarsi che è buona cosa saper raccontare quello che si propone, quindi quello che si cucina, gli ingredienti che si usano e come si sono preparati, quindi il saperli raccontare fa vivere sicuramente un'esperienza di maggior spessore a chi è lì per passarsi una bella serata o un momento per mangiare. Un corso di 3 giorni per 15 ristoratori padovani per imparare anche dal teatro. Sì, perché queste 9 ore di formazione vogliono proporre una contaminazione tra il mondo dello spettacolo e le attività ristorative. Un'idea che nasce proprio dai clienti, degli esercenti. È da un'esigenza manifestata dai clienti, dei ristoranti, una maggiore empatia da parte del personale di sala, che deve essere professionista non solo nelle tecniche ma anche nel saper interpretare i bisogni più o meno manifestati da parte dei clienti. Esercizi e attività che solitamente vengono applicate alla recitazione possono aiutare anche la gestione di un pubblico esercizio. Lo spazio è un compagno di scena che c'è in qualunque attività che facciamo e spesso ci se ne dimentica perché essendo fatto di vuoto non ci viene così naturale considerarlo, invece esiste ed è qualcuno che è insieme a noi. Rifarsi al training teatrale per raccogliere applausi anche al ristorante. Quindi puntate all'Oscar. Diciamo di sì. Siamo in chiusura, vi ricordo ore 13 fra pochissimo, e poi questa sera 20:10 con gli ospiti di Ferdinando Marino, che sono Davide Nava dei Verdi e Fausto Pozzobonde, La Sinistra. E adesso le previsioni del tempo. Grazie per averci seguito. Arrivederci. Ben ritrovati al meteo. Sulle nostre regioni migliora lievemente il tempo, anche se in alcuni settori permarrà una certa instabilità, ma vediamo la situazione nel dettaglio. Sul Veneto sarà maggiormente stabile e anche per lo più soleggiato, tuttavia non si esclude qualche occasionale piovasco in serata e in nottata. Temperature minime tra 6 e 11 gradi, massime tra 14 e 16 gradi circa. Situazione simile sul Friuli Venezia Giulia, con più sole al mattino, poi dal pomeriggio nuvolosità in aumento anche con isolate precipitazioni, tuttavia meno probabili come vediamo sul Pordenonese. Temperature minime tra 10 e 11 gradi, massime sui 14 gradi. Sarà una bella giornata di sole sul Trentino Alto Adige, dove avremo un cielo sereno, al massimo poco nuvoloso. Ancora qualche nevicata sui confini alpini dai 600 metri di quota.
temperature minime sui 6 gradi, massime tra 17 e 18 gradi. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, vi do appuntamento al prossimo aggiornamento. Arrivederci.